che professione! Sempre che a scopo e con un secchio in mano, sempre gettato sotto a un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Guarda po', sta in casa il cavaliere? Qua cavaliere? Ignazio Caccavito. Sto al quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Sì, e ho sequestrato i pulici a coppa panza al cavaliere delle mie valanze. Il stacca cussai sa da tras, muoven frisco e pavetas. Guarda po'. Ma a razza e gli inquilini e la gente prima cacciano a frenzola e mesate 5% all'anno rinteriente, uè, e guai se non pulisce la scalinata. Guarda po', ma questo è un porcino. Una scorza di melone per le scarpe. Mia figlia è scivolata nel cortile e ha dovuto andare all'ospedale. Sì, e quando la figlia vostra è scivolata, cambiate scala con il fidanzato, tanto il cortile era un'argenteria e la figlia vostra ha fatto la porcheria. Guarda po'. Ma E tu ti permetti di calunniare a mia figlia? Quello è un angelo di bontà. Ma qua, Angelo, signor, quella è la prima ciocciovetola. Adesso vado dalla proprietaria e ce lo vado a dire e te ne faccio cacciare. La proprietaria, nota pecora zoppa. La proprietaria è vedova e lavorora. Vasciano ogni tanto il piacere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carme, casali a tuo marito, che si è appilato a buco da vaschetta. Signor, spilatamela con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Cammiera, lo cane mi ha spuccato fuori la porta. Signor mia,